Quasi all'unanimità il Consiglio regionale del Veneto ha votato l'Osservatorio regionale di monitoraggio sulla violenza sulle donne, promosso dalla consigliera del Partito Democratico Vanessa Camani. Escono per non votare i consiglieri Gio Formaggio, Silvia Rizzotto, Stefano Valdegamberi. I 41 presenti in aula invece non hanno dubbi ed esprimono una convinzione bipartisan all'unanimità. Una seduta non priva di colpi di scena e tensioni quando ha preso la parola Stefano Valdegamberi, che parla di iniziativa che puzza di ideologia. In molti abbandonano l'aula, in primis la consigliera Silvia Cestaro, lista Zaia, che prima però dichiara con le lacrime agli occhi di essere stata vittima di violenza e condivide senza se e senza ma la proposta di legge della Camani. Lo so perché ti arriva inaspettata, ti arriva da chi non ti aspetti, da chi ti sta vicino e ti arriva dalle persone che dovrebbero difenderti, non in casa ovviamente, fuori casa. L'ho vissuta purtroppo negli anni con tante amiche e con tante persone che hanno subito la violenza. Un osservatorio che monitora, raccoglie, elabora e studia i dati dai centri antiviolenza. Un organismo di cui Gino Cecchettin, papà di Giulia, sarà presidente onorario. Quel papà che in un incontro con alcuni studenti bolognesi è intervenuto rivolgendosi direttamente alla premier Giorgia Meloni, che non ha sconfessato le dichiarazioni sul patriarcato del ministro Valditara pronunciate alla presentazione a Roma della Fondazione Giulia Cecchettin. In quanto donna, la presidente del Consiglio penso, ha detto Gino, abbia potuto vedere nella sua carriera tanti aspetti con i quali le donne sono costrette purtroppo a misurarsi, e penso che il maschilismo, la Presidente del Consiglio, lo abbia già visto in più occasioni. Se è arrivata ad essere Presidente del Consiglio, sicuramente è arrivata ad affrontare e superare alcuni temi. Sicuramente, conclude, può dare consigli a tutte le donne d'Italia. Gino Cecchettin sarà ospite di un convegno organizzato a Palazzo Ferrofini dalla consigliera leghista Milena Cecchetto.